No, I'm not a writer. Buongiorno. Buongiorno un cazzo. Ridi e scherza, io mi sono fatto una settimana di ferie d'estate e quelle invernali manco le ho fatte, quindi insomma a me piace bermi il vinello in pausa pranzo, su capo via storto. Vero Emi, porca troia. Hai ragione. Ha ragione. Dobbiamo parlare della rubrica Pape di Emi, è vero. Allora oggi 10 gennaio 2018 per la rubrica Pape di Emi abbiamo una specie di dieta barf di Emi. Noi quando siamo in giro, che non piove, ci fermiamo guarda come ascolta. Ci fermiamo tipo nelle pescherie o da altre parti e prendiamo la carne cruda o il pesce crudo e lo mangiamo fuori dal camper, vero Emi? Digli sì. Allora, ecco qua, abbiamo preso i pesciolini al cane pericoloso. Gentilmente io ho chiesto anche al tipo se me li divideva, ok? Siccome erano tanti mi ha fatto un buon prezzo perché ha detto guarda, se mi finisci la cassetta, e ho preso tipo quasi 2 kg che dividiamo in pranzo e cena, vero Emi? Sì, c'ho adesso là. Andiamo? Cara. Ah, dollare. Te la fai gioia o ti prendo in braccio? Brava, troppo brava. Aspetta che chiudo la casa. Chiuditi casa. Allora, guarda, ci mettiamo qua in giardino. Tac. E te li svuotiamo dentro. Eccola. Vai ciccia. Provo a buttare via diretto. Che buono. Cici. Vedi, perché poi lei lo tira fuori e lo fa, eccolo là, vedi, in camper avrebbe fatto così e allora noi andiamo a mangiarli in giardino. Buono Cici, ti piace? Quanto glielo dai? Beh sì, è tipo quasi 1 chilo di roba, 1 chilo. Sì, il super atomizzatore di Danny è arrivato giusto a fagiolo perché sai che io spacco tutto ma è appena caduto il mio, frantumato. Vabbè, adesso proviamo. No, non parte. Check Atomizer. Forse sta sigaretta non lo supporta. Pronto? Nonna! Dimmi. Mi era scritta una parola da discutere assieme ma non trovo più il fogliettino. Perché mi aveva detto una cliente che raccontava i vezzi ma non trovo più. Va bene dai. Cosa devo contarvi? Cosa? No, a te ma non trovo il fogliettino. Non ho capito. Mi era scritto basta, tu capito? Dopo passerò trovate magari domenica così. Sì, va bene. Buon. Adesso mi partì, posso da mangiare a cena. Sì. A tu? Oro. Va bene. Ciao Nuna. Sento svericoli, ciao. Sì. Ciao. Ciao. Che forte, mi ha scritto un tu, no? Nei commenti dell'ultimo video. Ora che pubblico questo, il video sarà dell'anticristo, del prima Cristo, di come si dice, insomma. Il video è quello del full timerando, no? Cioè il dietro alle quinte dell'intervista con Civico Zero sul discorso full timer social, no? E sì, perdona il casino, ma mi sto preparando per fare la doccia. E mi scrive Angelo Gino, tu, che ciao Giulia, da un po' di tempo che ti seguo, i tuoi video mi piacciono a matti, io ho 63 anni ma mi hai fatto venire voglia di prendermi un camper e fare la vita che stai facendo tu. Non sto scherzando, che dici, provo? Allora, io gli ho già risposto nei commenti, premettendo che è di solito a quell'età che si prende il camper, almeno da quel che mi sembra di aver visto in giro, uno va in pensione, si prende il camper, va con la moglie, si fa l'inverno in Spagna, Portogallo, quei posti lì, e l'estate in Europa, no? E ti dico, beh sì, senz'altro. Una cosa però che mi è venuto in mente mentre rispondevo, volevo descrivere un attimo l'aspetto psicologico della situazione, no? Del passo che uno è tentato ma contemporaneamente è anche fermato dal farlo, no? Un po' quello che si parlava nell'intervista con Civico Zero. Se tu noti, io ho quasi studiato un pochino a tavolino questo passaggio, un po' conoscendo me, un po' conoscendo la psiche umana da appassionato di sperimentazioni
umane, filosofiche e quant'altro. Io ho voluto fare questo passo proprio un po' alla volta, per di più con il famoso, io lo chiamo finanziamento al contrario. Allora, cosa succede? Io innanzitutto avevo ed ho, anche se non uso più, una mia casa, quindi un posto sicuro, il culo parato, no? Il camper, ho voluto prendere un camper da, tra virgolette, pochissimi soldi, c'erano tutti quelli che avevo, anzi mi mancavano 500 euro quella volta, me li sono fatti prestare, poi li ho restituiti e quindi sì, era anche di più delle mie possibilità, quei 4.500 euro di camper, no? E insomma ho preso questo camper vecchio, comunque consapevole del fatto che aveva il bombolone, quindi costi bassissimi per il riscaldamento d'inverno, il motore era un Ducato, quindi ricambi li trovi ovunque anche se il modello è vecchio e via discorrendo. E poi ho voluto, diciamo, iniziare a viverci stando nel parcheggio di casa, ossia in quel periodo di sperimentazione io ho portato dentro tanta roba e ne ho ributtata fuori altrettanta tanta, e questo te lo assicuro, non so se ti ricordi i miei discorsi, quei tentativi di sincronizzazione degli oggetti tra necessità e desideri, no? Alla fine adesso credo di aver raggiunto il 99% di quella che io considero la perfezione per quanto riguarda la roba da tenere in camper, ma questo è solo il primo aspetto. Il secondo aspetto è che effettivamente dici, ok, sì, Yuri è matto, Yuri è quello che prende, va a vivere all'estero, fa di qua, fa di là, però cioè, non è che devo pagare i risultati delle mie marachellate, delle mie follie, cioè proviamo. Quindi proviamo ad andare in camper. Io sì, sono convinto, vorrei tanto e tutto quanto, però calma, io provo ad andare in camper. Cosa è successo? Ho provato a dormirci, provato qua, provato là, e ho detto cavolo, si va di lusso, il mangiare, tra virgolette il frigo, perché quello di una volta era quel che era, e insomma alla fine dalla notte del 25 dicembre del 2016 ho iniziato a dormirci tutti i giorni, a viverci tutti i giorni, però nel frattempo appunto ho avuto la necessità di fare un sacco di migliorie e quindi mi era necessaria la casa per andare a dormire quando il camper non c'era, piuttosto che per fare certi lavori, smontare i pezzi, verniciarli, trapanare, fare, brigare e via discorrendo. E poi appunto, questo era il motivo che io consideravo principale all'epoca per testare il camper. Cioè il camper vecchio, ok, è vero, ho fatto comunque, secondo me, un enorme affare a prenderlo a 4.500 euro un camper del genere, però sono consapevole che o c'è qualcosa che si spacca a breve o comunque c'è un qualcosa di insoddisfacente da cambiare. Vedi un po' il frigo che è stato cambiato, la pompa dell'acqua, il termocoppia della stufa, poi si era rotto il bottoncino della stufa, quindi gira e rigira, vedi adesso qua è praticamente tutto nuovo, cioè lascia perdere popi, lascia perdere i pannelli, lascia perdere il parquet, tutte quelle cazzatine là, ma parliamo proprio di funzionalità. Cioè adesso qua la stufa è nuova, il frigo è nuovo, è un signor frigo, e il materasso del letto, cioè tante cose che vedi. In questo tuo preparare il camper, ma contemporaneamente vivendoci, tu in realtà non è che hai fatto proprio quel salto di cui avevi tanta paura, ci sei arrivato molto graduatamente. Che tu lo faccia in un mese o lo faccia in un anno, quel salto alla fine è quasi come non ci fosse, un po' come quando facevo l'esempio dei tornanti, sembra sciocca, ma tienitela a mente quella dei tornanti, perché vale in tutte le cose cioè in tutte le cose, in tante cose della vita. Tu sei in montagna, sei in discesa, ti vedi sto mega tornante e dici cazzo come faccio, cioè sai quelli seri, quelli chiusi, no? Poi inizi a fare questo tornante, ovviamente piano, e vedi che è una sciocchezza infinita e dici cavolo, ma adesso è una sciocchezza, però prima di arrivarci che vedevo sta roba qua, sta mega discesa estrema con sto curvone che girava su se stesso, è sempre lo stesso, no? È un po' così è stato anche l'azzardarsi a fare questa vita. Quindi io dico adesso, per carità, se sei uno che ha un lavoro fisso, dico, io sono sempre stato un grandissimo spendaccione, quindi il mio conto in banca è sempre rimasto sui 3-4 mila euro, nonostante lavori veramente da quando avevo 15 anni.
Però credo che 4.500 euro non siano difficili da tirar fuori, se uno lavora, ripeto. E c'è gente che quei soldi li spende per una vacanza, insomma, per andare ai Caraibi, quindi prova, tieniti in mente, me lo prendo solo per le vacanze. Addirittura, cosa buona, anche solo per i weekend, cioè non è che uno deve prendersi il camper per le vacanze, per i weekend, cioè se tu hai sabato e domenica a casa, o comunque la domenica a casa, tieni conto che vai in un posto e te lo godi appieno perché puoi dormirci, cioè non devi più pagare l'albergo, capisci? Quindi hai una mini vacanza ogni settimana e non serve andare in tanta mona chissà dove, basta che stai anche nel raggio di 80, 100, 200 km, insomma come faccio io. Io vado dai 50 ai 300 km, dopo dipende, insomma, ecco. È così, insomma, hai capito? Poi, chiaro, se hai la fortuna di avere una moglie o una compagna che non svaga, che è propensa, che gli piace un po' questo, non tanto avventura, ma un po' queste cose un pochino particolari, cioè andare a farsi la gitarella in camper, che alla fine è una piccola casetta, cioè, adesso, non per svalutarmi ogni volta, però ragazzo, cioè, non è che sto facendo tante robe strane, è una piccola casetta, cioè faccio tante robe fighe, ma non strane da dire è un grande qua e là, ma grande di cosa? Cioè è una casetta, ha tutto, ha la doccia, ha tutto, capisci? Quindi è quello che ti dico, prova che alla fine non è niente. Se poi, ok, la fortuna della moglie o della compagna, se poi invece sei da solo, lì è ancora molto meglio, ma forse è anche soggettivo, ti dico, cioè io adesso ho anche l'amorosa, ma per quanto riguarda il vivere in camper, cioè, il camper, almeno per me, è una cosa estremamente intima, estremamente personale. Io ho sempre avuto la fissa, fin da piccolo avevo la mia stanzetta 4 metri per 4 e lì avevo il divano letto, avevo il frigo, il computer, cioè mi ero fatto la mia micro casa già da piccolo, cioè io già da sempre ho avuto sta roba di 4 metri per 4, capisci? Non è una novità. E quindi questo camper è come la stanzetta che avevo una volta, certo più piccola, ok, però mobile. Cioè, c'hai la finestra magica qua. Ti svegli e vedi mari, vedi laghi, fiumi, montagne, boschi. Wow, cioè quella è una cosa che effettivamente non ti abitui mai perché è bellissimo. È una cosa sempre nuova, ecco, più che bellissimo. E da lì appunto se ci entri non ci esci più. Chi è che c'è qua? Ah, c'è la Pula che passa sempre a controllare, che carini. Però questa è la municipale, loro fanno sempre il giretto, vedi? Beh, mi sento anche tranquillo, però ormai mi conoscono tutti. Ma è una buona cosa, cioè io me li tengo tutti in simpatia, a qualcuno gli offro il caffè, ogni tanto quando con quelli del comune abbiamo mangiato al parco, quindi anche perché no, insomma, voglio dire. Io dico sempre che quando uno non attacca a gratis, cioè ti viene neutro, cioè non che ti viene gentile, ti porta i regali, no, ti viene neutro, della serie viene e non rompe i coglioni, nel senso non danneggia, non attacca, e sono amici miei, sono tutti i miei amici. E quindi c'è sempre il massimo della simpatia, della cordialità e veramente offro il caffè volentieri a tutto, cioè non è che lo faccio con un desiderio di tornaconto, assolutamente no. C'è proprio il desiderio, anche quando sono andato in giro che ho offerto il caffè ai caramba volontari, quelli del Castello del Cattaio, ma piuttosto che anche quelli della zona qui, insomma. Poi è vero, per carità, sì, non lo faccio per tornaconto, ma è vero che poi comunque c'è un tornaconto, cioè ti fai simpatica delle forze dell'ordine, ti conoscono, poi io tutti dico sempre, come ti ho già detto, guarda che quel camper là è mio, cioè io non mando nessuno, non è che se trovi uno ti dice ah sono suo amico mi ha detto che sto cazzo, no, assolutamente. E questo se lo sono anche scritti sia la Guardia di Finanza che la Polizia, cioè l'ha messo proprio per iscritto che nessuno deve avvicinarsi al mio camper, nessuno che non sia io. Beh, è una bella cosa, vado via molto più tranquillo, più che altro per cane pericoloso, a parte che precisiamo, cane pericoloso quando lo lascio da solo è sempre o in zone altamente trafficate, ma non trafficate da macchine, ma proprio da gente, cioè tipo davanti a bar, cose del genere, attaccato al lavoro, così, o se no davanti alla Guardia di Finanza, davanti alla polizia, anche perché sì, ancora non sono tranquillo quando porto via lei che lascio il camper da solo, quello purtroppo ancora no. Devo, adesso sì, ti ho detto non è finito il camper, c'è i pannelli fotovoltaici, c'è il webasto, ma una cosa molto molto importante
almeno per me, per la mia tranquillità psicologica, è un antifurto, un tipo di antifurto che io posso lasciare lì il camper dove voglio. Ok, me lo spaccano, entrano, rubano non so cosa, però il camper non me lo portano via, quindi io posso andare con cane pericoloso, andiamo in tenda, stiamo via 2 o 3 giorni in tenda, cioè capisci tante cose e vai via tranquillo. Quindi io volevo farmi fare da un fabbro un qualcosa, una specie di pinza, diciamo, tipo i bullock che vendono, ok, ma un qualcosa di fatto su misura, anche perché ho già contattato bullock e vari, non lo fanno per il mio Ducato, che chiuda tutti e tre i pedali, frizione, freno, acceleratore, in più che sotto abbia dei piedini, qualcosa, in modo da neanche farli andare giù questi tre pedali, cioè oltre a metterli assieme, neanche farli andare giù. E dopo sì, sto valutando anche il discorso antifurto GPS. Il problema dell'antifurto GPS, cioè se costa 200 euro io lo prendo subito, capisci? Quello che a me dà fastidio, e credo che se mi hai iniziato un po' a conoscermi lo capisci questo ragionamento, è il fatto di dover avere una SIM. Perché? Perché la SIM è un costo. Cos'è? 10 euro all'anno? Ok, mi dà fastidio. Preferisco spendere 200-300 euro che non spendere 50 euro e 10 euro all'anno. Cioè, lo so, tu dici, ma è malato questo? Può essere, però vedi, io questa è la vita che veramente anelo, sogno e mi fa vivere bene. Cioè, non aver pensieri è impossibile, anche perché mangiamo, quindi capisci che è impossibile. Però l'avere il meno pensieri possibili. Io di spese extra lusso già ho la SIM, io ho la 3, pago i 16 euro al mese, però ho internet, 1 giga al giorno, le telefonate illimitate, anche se odio telefonare, proprio odio stare al telefono, è una delle robe che mi dà più fastidio in assoluto, porca troia. E il resto basta, cos'hai? Mangiare, per me per cane è pericoloso, benzina se vuoi andare in giro, e beh, e il gas, quello sì, il gas comunque per il frigo, perché sì, il gas ci vuole sempre. Però sì, diciamo non è vero che in camper non ci sono le bollette, certo sono infinitamente più basse. Non c'è l'elettricità, non c'è l'acqua, però c'è il gas che alimenta il frigo, quindi ce l'hai tutto l'anno, e il boiler dell'acqua calda e la stufa. Vabbè, ho divagato un po', come al solito. Non so se ti ho annoiato, perché magari chi è un po' zingano dentro o comunque è un camperista, allora sì, io credo che è interessato a questo genere di discorsi, capisco. Però ci possono essere altre persone invece che seguono questo canale singolare, perché vedono un po' i bei posti, sentono ogni tanto la cazzata, e c'è il cane, un po' di cose divertenti, hai capito? Quindi se io sto qua tanto a parlare di camper, magari svango anche i maroni. E quindi basta parlare di camper. Adesso, oggi. Ah cacchio, non andando in doccia.